tutti i presenti sanno chi era Walter Agostini e perché si è parlato di Walter Agostini. C'è in platea il figlio Victor che onora la memoria di suo padre, ma Walter Agostini è stato un personaggio legato a Bussoleno perché per motivi di lavoro, insomma lavorava in ferrovia, ha trascorso un certo numero di anni a Bussoleno e anche suo figlio a Bussoleno ha vissuto un certo periodo di anni, ha frequentato le scuole e quindi è giusto che parlando di cultura piemontese, parlando di cose in piemontese, si nomini Walter Agostini, si fa riferimento a lui, in quanto è stato poeta in piemontese, uno dei Brandè, quel Brandè di cui si è già accennato, era anche lui membro della compagnia dei Brandè. Non sto a spiegarvi per filo e per segno tutta la storia della compagnia dei Brandè, se no domani via domani mattina, ma chi vorrà saperlo o viene alle mie chiacchierate all'Uni3 oppure mi ferma per strada e me lo chiede. E quindi ecco, mi sembra giusto che questo è il libro di poesie in piemontese di Walter Agostini, Tem d'Anciarn, del quale qui anche a Bussoleno c'è già stata occasione di parlare, c'è stato un bel pomeriggio organizzato tempo fa e quindi è giusto che si faccia riferimento a lui. Parlando di drapeau, parlando di lingua piemontese, voglio fare riferimento anch'io, ma non per copiare Alberto, alla Costituzione italiana. L'articolo 6 della Costituzione italiana dice che la Repubblica italiana riconosce e tutela tutte le minoranze linguistiche. La realtà non è proprio così, perché comunque le minoranze linguistiche sono abbastanza lasciate, insomma, alla sopravvivenza libera, ad euraggese da sole. E tra le minoranze linguistiche, ahimè, c'è anche il piemontese. Ecco, qui vorrei subito fare una precisazione, perché qualcuno mi potrebbe dire: ma quale piemontese? Noi sì, adesso non parlo una maniera, a Turinga parlo un'altra, a Nuara parlo un'altra ancora. Ecco, è più giusto parlare di lingue del Piemonte, perché il Piemonte come regione ha diverse lingue. Di queste lingue, purtroppo, la legislazione italiana non è così precisa, non è così puntuale nel riconoscere tutte quelle che forse avrebbero i crediti, i numeri per essere riconosciute legislativamente e quindi beneficiare di quelli che sono i vantaggi di un riconoscimento statale, e quindi il piemontese, quello che parlo io, quel che parlo ma tra tanti in cura per bonheur, è una lingua minoritaria rispetto all'italiano che è parlato da, che ne so, 60 milioni di persone. Il piemontese, dall'inchiesta regionale che ha fatto alcuni anni fa, è parlata da circa 3 milioni di persone. Poi ci sono i parlanti scriventi, ci sono i parlanti scriventi e che leggono pure, insomma c'è tutta una classificazione. E quindi il piemontese ha diverse varianti. Ci sono delle lingue del Piemonte. Lingue del Piemonte, quali sono quelle principali? Sono tante, quindi facciamo in fretta. Abbiamo l'occitano o provenzale alpino. A me mi piace il provenzale alpino perché occitano è un po' un termine inventato quasi a scopo commerciale. Poi abbiamo il franco-provenzale, che è un po' la lingua della bassa media Val di Susa e delle vallate laterali. L'occitano o provenzale alpino è parlato nell'alta Valle di Susa, da Chiomonte in su. Non sto a spiegarvi il perché, sono questioni storiche che hanno portato a questa divisione. Poi abbiamo
come lingua che è anche riconosciuta ed è parlata in qualche paese il francese, perché comunque ci sono dei paesini, delle località dove parlano il francese, e il francese è riconosciuto come lingua, anche se non facendo parte del ceppo delle lingue italiane. E poi abbiamo una lingua che è una lingua molto particolare, molto difficile, che assomiglia di più al tedesco che non all'italiano o comunque alle altre lingue, e che è il Walser Tischu, che è parlato da pochissime persone, ormai i parlanti si contano sulle dita delle mani e dei piedi, insomma lì non ce n'è più molti, è parlato nelle alte vallate del Sesia, Val Formazza, Val Vigezzo, e nella vallata di Gressonei in Val d'Aosta. Questi sono i posti dove parlano ancora questa lingua particolare. Adesso, se per chi mi ha chiesto del tipo di piemontese, gli rispondo: il piemontese ha tante lingue, ha tante forme di espressione. Il piemontese, che non è riconosciuto dallo Stato italiano ma è riconosciuto dalla Comunità Europea e dall'UNESCO, forse sono due enti che qualche voce in capitolo possono avere, ma purtroppo in Italia le cose funzionano così. Abbiamo una Corte Costituzionale che è formata da emeriti linguisti, sono tutti laureati all'Università del Popcorn, non all'Accademia della Crusca. E la Corte Costituzionale ha emesso alcuni anni fa, in merito a una legge presentata dalla Regione Piemonte che riguardava il piemontese, la Corte Costituzionale ha detto no, non si può fare, no, perché il piemontese in fondo è una variante dell'italiano. Ecco, da un punto di vista linguistico, Alena bestemmia, no? È un'idiozia, perché non esiste. Ci sono degli studi profondissimi sulle lingue di tutto il mondo dove dicono quali siano le famiglie a cui appartengono le lingue. Ebbene, il piemontese possiamo imparentarlo col francese, possiamo imparentarlo con il lombardo, con il veneto, ma assolutamente non con l'italiano, perché l'italiano è qui, come diceva Gipo Farassino in una delle tue parodie canzoni, drimbo una parentesi, no? Apro una parentesi, così, tanto per vivacizzare un po' il discorso che magari non è tanto interessante e si fa anche un po' pesante. Ecco, quello che è interessante è che la legge italiana, e tantomeno la Costituzione italiana, hanno mai legiferato per stabilire qual è la lingua dello Stato italiano. Non esiste una lingua che dice che la lingua di Stato è l'italiano, anche perché poi l'italiano, se lo fai come legge, dovresti qualificarlo, mettergli dentro una scatola, dargli delle regole, delle caratteristiche molto ben definite, ed è una cosa un po' complicata, e quindi per il momento è ancora così. Quindi non esiste questa legislazione. E quindi, tornando alle nostre lingue del Piemonte, abbiamo tutta questa bella varietà. Però, ecco, abbiamo diverse varietà di piemontese. Come vi ho detto, ci sono quelle riconosciute, che sono l'occitano, il franco-provenzale, il francese e il Walser Tischu. Il piemontese no. Il piemontese è quello che è parlato da maggior numero di persone. E perché è parlato da più persone? Ma anche qui ci sono dei motivi storici, perché il piemontese torinese, diciamo, quello più comune, quello più classico, era la lingua parlata nella capitale, a Torino, e quindi era quella con cui bisognava dialogare quando ci si confrontava in altre parti del Piemonte, e quindi è diventata una lingua veicolare.
no? Cioè, sono parole forse un po' difficili, però il concetto è che ci sono due grosse famiglie di lingue. Ci sono le lingue ancestrali, che ci sono quelle che ci portiamo dentro, che come diceva Buonanima di Camillo Brero, quelle che pipuma con il light da mamma, no? Quindi quelle che impariamo in famiglia, quelle sono le lingue ancestrali, quelle che ci portiamo dietro generazione dopo generazione. E poi ci sono le lingue veicolari, che sono quelle che servono per capirsi, per parlare, per commerciare, per andare al mercato, insomma per tutte le questioni pratiche. Ma l'italiano è anche una lingua veicolare, perché in Italia si parlano tante lingue, tanti dialetti, ma l'italiano ci permette di capirci tra tutti. A livello mondiale l'inglese è una lingua veicolare perché permette di capirsi. Io vado in Patagonia, se parlo un po' di inglese, più o meno ne trovo qualcuno che mi capisce. Se parlo in piemontese, forse sì, perché in Patagonia ci sono dei piemontesi che sono emigrati col tempo negli anni scorsi. Tra l'altro così, come curiosità, un amico alcuni anni fa mi ha portato due fotografie che io le conservo gelosamente e vengono da Ushuaia. Sapete dove è Ushuaia? Qualcuno lo saprà, qualcuno no. Ci andate normalmente in ferie, no? A Ushuaia. È l'ultimo paese abitato che c'è sulla punta dell'America meridionale, no? Quindi in punta della Patagonia c'è Ushuaia, un paesino di pescatori. Una volta vivevano degli indigeni che avevano una loro lingua che si è persa perché si sono estinti. Ecco, ad Ushuaia in queste fotografie è rappresentato un ristorante, sulla vetrina del ristorante c'è scritto Bagna Cauda. C'è scritto Bagna Cauda, ecco, quindi in quel posto, no, all'estremo del mondo c'erano dei piemontesi, per carità, costava $30, quindi non è che fosse, però uno andare a prendere a mangiare la Bagna Cauda in Patagonia è una bella soddisfazione, no? È una cosa che merita. Però torniamo con le cose di casa nostra. Ecco, un altro concetto che secondo me è sempre importante, io cerco sempre di parlarne quando chiacchiero di questi argomenti, e c'è qualcuno che ha voglia e la pazienza di ascoltarmi, il discorso lingua. Ecco, perché il piemontese è una lingua e non è un dialetto? Per molti è un dialetto, ma c'è una distinzione abbastanza semplice. La lingua è un idioma, è una forma di dialogo, no? Sia scritto che orale, che è dotata di un certo numero di vocaboli, di verbi, di lemmi, chiamiamoli come volete, che ci permettono di dialogare, di farci capire, di affrontare praticamente tutti gli argomenti, dalla politica alla filosofia, alle scienze, alla matematica, mentre invece un dialetto è più limitato, ha un lessico, una base che è più piccola, c'ha meno vocaboli, meno verbi, ma c'è una spiegazione logica di questo, perché il dialetto normalmente è parlato in un paese, 2 o 3 paesi, in una piccola vallata, in un luogo limitato, e di conseguenza le parole che servivano a quella gente che viveva in quei posti erano poche ed erano essenzialmente legati a quella che era la vita di tutti i giorni. Quindi avremo in un dialetto, prendiamo il matirel, no? Oppure prendiamo il cianuchin, ma se c'è ancora qualche parlante che proprio lo conosce a fondo, troviamo dei vocaboli che in altre lingue non troviamo, ma ci sono dei vocaboli molto specifici sui lavori della campagna, sul nome delle piante, sulle precipitazioni atmosferiche. E perché? Perché erano le parole che gli servivano. Non gli serviva parlare di filosofia, non gli serviva parlare di geometria o di chimica, ma in piemontese si può fare.
In piemontese, qualcuno si è divertito, hanno tradotto tutti i libri della Bibbia, hanno tradotto la Divina Commedia, hanno tradotto libri di filosofia. Io ho un amico che si è dilettato a tradurre Kant, cioè non è proprio una cosa semplicissima, però l'ha tradotto in piemontese e ha trovato le parole. Perché in piemontese ci sono, avesse dovuto farlo in Matirel non ci sarebbe riuscito. Perché? Perché gli mancano le parole. Quindi, ecco, questa già ci dà un'idea del perché una lingua e perché un dialetto. Poi ci sono le particolarità, ci sono le curiosità, io ve ne dico qualcuna così tanto per fare anche un po' spettacolo, se vogliamo. Ma pensate noi abbiamo sentito delle canzoni, abbiamo sentito dei cantanti che si sono esibiti, una grande maggioranza dei testi delle canzoni parlano d'amore, sono canzoni d'amore. Ecco, in piemontese la parola amour esiste, ma è intesa sotto la sfera sessuale, cioè in piemontese insomma fait l'amour. Ma se io devo esprimere il mio amore nei confronti di una persona, di qualsiasi sesso che sia, per non offendere nessuno, in piemontese dico mit vei bin, mit vei bin. Ti zes il mio amore è una cosa che non c'è, non ha senso. Perché sono delle particolarità. Ecco, collegandomi sempre a quello che ho detto prima della ricchezza di certi dialetti, ma anche delle lingue, che per esempio la lingua Walser, che è parlata da un numero esiguo di persone, però sono persone che vivono in realtà montane, hanno delle problematiche particolari. E pensate che nella lingua Walser Tiscio come lo chiamano loro, di cui è stato compilato un vocabolario non spaventatevi, ma in questo vocabolario ci sono 70.000 voci, no? Walser Tiscio lo parlano 30-40 persone a voler essere abbondanti. Per definire la neve ci sono 40 parole diverse per definire la neve fine, la neve gelata, la neve bagnata, insomma tutte tipologie. Perché? Perché la necessità li portava per la vita quotidiana ad avere bisogno di definire queste cose. Però allo stesso tempo ci sono tanti altri vocaboli che col Walser-Stichu ci permettono di fare dei discorsi anche più importanti e quindi è per questo che è classificata come una lingua. Adesso, visto che oggi è così una festa dedicata al drapeau, la parola drapeau, perché diciamo drapeau? Perché lo dicono coi francesi, no? Il drapeau, i francesi non dicono bandiera, non dicono bandière, dicono drapeau. Perché? Perché deriva da un vocabolo francese antico che era drap, dove il drap era un pezzo di stoffa. Quindi in effetti che cos'è un drapeau, una bandiera? È un pezzo di stoffa colorato, insomma, con tutti gli annessi connessi, ma ecco. Allora, ecco qui dice, ma noi in piemontese usiamo delle parole francesi. Allora qualcuno, ma più di uno, ha l'idea che il piemontese derivi dal francese, ma non è vero perché sono due lingue che si sono evolute in parallelo e quindi si assomigliano, hanno delle parole molto uguali, molto simili, qualcuna proprio uguale, ma sono due cose diverse, hanno avuto due evoluzioni diverse, parallele, perché? Perché le popolazioni, torniamo a quei 600 anni fa, quando nel castello di Ripaille sul lago di Ginevra veniva presentato questo stendardo che era quello del primogenito del duca di Savoia. Cosa parlavano a quell'epoca i savoiardi e cosa parlavano quelli che vivevano qui in Val di Susa?
Di preciso non lo sappiamo perché non abbiamo le registrazioni, però possiamo, con i documenti, possiamo più o meno, a parte i documenti erano quasi tutti scritti in latino, latinorum, ma possiamo farci un'idea. Ecco, parlavano delle lingue che già allora si assomigliavano. Perché? Perché sia quello parlato qui da noi che quello parlato al di là dei monti erano il modo di esprimersi di popolazioni che erano sempre state in contatto fra di loro. Non c'erano i confini come ci sono adesso sulla cima delle montagne. I confini erano molto molto più elastici. Addirittura le montagne non interessavano nessuno. A quell'epoca le montagne non avevano neanche i nomi. Se voi prendete le più vecchie carte geografiche del 1600 o anche antecedenti, ma parliamo 1600, andate a cercare i nomi delle montagne sui disegni, non ci sono. Ma perché non gli servivano? Non serviva nulla a sapere come si chiamava quella montagna. Certamente che il paesano, il montanaro, aveva una sua definizione per distinguere un posto dall'altro, ma non c'era un corrispondente geografico, perché non serviva a niente. E poi dopo che viene fuori questa esigenza. Quindi la lingua che 600 anni fa si parlava qui era già piemontese, possiamo saperlo. Un'idea ce l'abbiamo perché proprio qui in Val di Susa, probabilmente nella zona di Ulx, un prete, un chierico, un canonico, un abate, non so, ma neanche comunque un uomo di chiesa, si era preso il mal di pancia di scrivere delle prediche, scritto delle prediche, ovviamente a mano perché la stampa non l'avevano ancora inventata, e queste prediche, per motivi che neanche quelli conosciamo, comunque fortunatamente queste prediche sono arrivate fino ai tempi nostri e sono conservate alla Biblioteca Nazionale di Torino, sono delle pergamene e sono scritte in una lingua che gli studiosi definiscono come un proto-piemontese, nel senso che in mezzo a parole latine, in mezzo a parole francesi più o meno storpiate, ci sono già delle parole che leggendole ci fanno pensare al piemontese. Quindi c'era già un qualcosa che era un germe, no? Da cui sarebbe poi si sarebbe evoluto il piemontese, perché le lingue non sono una cosa morta. Forse l'unica lingua morta è il latino. Il latino è una lingua morta perché si continua a parlarlo usando le stesse parole che usavano i latini, usando la stessa grammatica, le stesse cose, ma nessuno ha mai aggiunto parole nuove al latino. Sì, qualcuno magari si inventa delle cose strane, poi abbiamo il latino maccheronico, insomma quello con gli agnolotti, insomma abbiamo tutti i latini che vogliamo, ma il latino in linea generale è una lingua morta, mentre invece le altre lingue, le lingue che continuano a essere parlate, perché per far vivere una lingua bisogna parlarla, perché finché la gente la parla, poi magari la scrive, la legge, ancora meglio, ma fin quando è utilizzata quella lingua vive e quella lingua si può arricchire. Ecco, il piemontese è una lingua viva perché comunque si adegua, si inventa delle parole nuove quando ce n'è la necessità. No? Vi faccio un esempio, tanto per ridere, ma però è una realtà. Ecco, questo aggeggio che praticamente abbiamo tutti in tasca, ma tutti si accorge ormai, no? Perché senza questo non si va neanche più al gabinetto, perché bisogna mettere la videata, perché altrimenti non si apre la porta, non si tira. In italiano come lo chiamiamo? Telefonino, no? Il telefonino, chiamiamolo cellulare. E
quando hanno inventato questa cosa, in piemontese come lo ciamuma. Allora anche qui c'è stata un'evoluzione, perché i primi telefoni che ci portavamo appresso, a parte che sembravano delle cabine telefoniche, ma lasciamo perdere la dimensione, ma cosa facevano? Telefonavano e basta, non si faceva nient'altro che telefonare. E quindi i piemontesi cosa sono diventati? Telefonin. E poi quando sono diventati più piccoli, sono diventati sacucciabi, perché stasì un sacoccia. No? Quindi vedete come una lingua viva si inventa dei termini nuovi, e poi adesso anche questi hanno la loro evoluzione. Non so se sia un bene o un male, una disgrazia, ma adesso fanno quasi anche il caffè, fanno di tutto e di più, no? Possiamo fare i bonifici, possiamo mandare messaggi in tutto il mondo, possiamo fare i video, insomma. Io ho cercato di tagliarmi le unghie dei piedi, non ci sono riuscito. Comunque anche per questa evoluzione, anche il piemontese si è inventato un'altra, lo sviciufunin, cioè il telefonino intelligente, perché alle Pinemmax s'accucciabile, ma fa qualcosa in più. Ecco, quindi vedete che c'è questa volontà, no? Ma che poi è anche una necessità, perché se io voglio continuare a usare la mia lingua e mi trovo con delle cose nuove, cosa faccio? Le invento le parole nuove, le creo, come il computer, un'altra novità. Cioè, computer è una parola inglese. I francesi, no? I francesi, loro sono molto nazionalisti, no? L'ordinateur, no? Ma in piemontese è calcolatura elettronica. Poi c'è qualcuno che lo chiama la ciapoira, cioè io ne ho sentite un'infinità. Ma poi ci sono il mouse, no? Quell'affare che serve per far funzionare il computer, per dialogare col computer. I francesi intelligentemente, visto che assomiglia un po' a un topino con la coda, l'hanno chiamato le souris, perché il topo. Quindi noi altri arrat, cioè è estremamente semplice. Poi ci sono delle parole nuove che si sono create, radio, televisione, cioè sono rimaste tale quali, però comunque è una lingua viva. Ecco, adesso per concludere, perché altrimenti mi sparate, e c'ha ragione mia moglie, e questo mai, alle fune venta mai delle troppe ragioni perché si è pio. Il discorso della lingua piemontese, della lingua nostra. Io parlo del piemontese perché è la mia lingua, io sono nato e cresciuto parlando piemontese e me lo sono portato dietro, adesso è diventato quasi un lavoro per me il piemontese. La mia grande soddisfazione, sapete qual è stata? Non quando ho vinto il premio del teatro o altre cose, no, la volta che sono riuscito a sognare in piemontese. E quello è stato il massimo, ho raggiunto proprio il culmine del piacere, delle aspirazioni. Russare sì, runfen piemontese sì, culo sì, ma quello è un po' fastidioso, allora è meglio non parlarne. E quindi, ecco, la lingua, parlare una lingua, la tua lingua, può essere il napoletano, il siciliano, il lucano, il sardo, qualsiasi lingua, non solo del nostro paese, ma di tutti i paesi del mondo. È giusto che la gente parli la sua lingua e la mantenga, perché è un discorso di identità culturale ed è una cosa molto importante avere un'identità culturale. Adesso spero che il sindaco faccia magari tesoro di queste mie affermazioni. Ecco, io sono fermamente convinto, in questi anni, invecchiando come il vino, visto che non mi hanno bevuto, mi sono fatto, oltre che una filosofia di vita, anche delle profonde convinzioni. Ecco, la mia convinzione per l'identità culturale, che l'identità culturale non è fatta solo di lingua, è fatta di tutto, è fatta del modo di vivere, del modo di vestirsi, del modo di mangiare,
di preparare il mangiare, perché il cibo lo confezioniamo in cucina, in ogni regione magari è la stessa cosa, le melanzane o i pomodori o i peperoni, li facciamo tutti cuocere perché magari non crudi, non tutti sono commestibili, però ci sono delle varianti e questo fa parte dell'identità culturale. E quindi questo, poi c'è la musica, ci sono le canzoni, c'è la letteratura. La letteratura piemontese, e qui ho portato questo libro, tanto per così una curiosità. Questa è la più vecchia grammatica della lingua piemontese, è stata scritta nel 1783, 2 o 3 giorni fa. E questa è la prima grammatica, poi ne hanno scritte altre. Assieme c'era anche un vocabolario, un piccolo vocabolario del piemontese, 1783, prima della rivoluzione francese. E chi l'ha scritta? L'ha scritta, pensate, questo è curioso, perché l'ha scritta il medico di corte di Casa Savoia, che si chiamava Maurizio Pipino. Un nome così, vabbè, si chiamava così, ognuno ha il nome che si merita. E quello che è curioso è che c'è una dedica a Sua Altezza Reale Maria Adelaide Clotilde Saveria di Francia. E chi era questa qua? Era una principessa francese, era la sorella del fratello del Delfino, un po' complicato. Il Delfino sarebbe stato il principe di Francia, l'equivalente del principe di Piemonte. Sarebbe diventata la sorella di Luigi XVI, quello che tagliai la testa, no? Il marito di Maria Antonietta, anche lei decapata. E questa principessa aveva sposato il principe di Piemonte dell'epoca, che si chiamava Carlo Emanuele, sarebbe poi diventato Carlo Emanuele IV, quello che con la rivoluzione francese ha dovuto ciappelle e valise ed in Sardegna, no? Tanto per inquadrare il personaggio. E questa principessa, che tra l'altro pensate che era un po' voluminosa, aveva qualche problema con i trigliceridi, il colesterolo, insomma quelle cose lì. Pensate che a Torino, che sono sempre stati un po' malignetti, no? I piemontesi sono pronti anche a metterti l'etichetta. Quelle che vivevano a palazzo, quando diventavano regine, poi abbiamo avuto 2 madame reali, no? 2 madame reali. Ecco, questa siccome la chiamavo la madamassa, no? Perché era grossa, no? E comunque questa grammatica e il vocabolario, il medico Pipino, che non era un letterato, però si è messo lì di buona volontà, li ha compilati e vi garantisco che sono ancora validi al giorno d'oggi. Perché l'ha fatto? Perché sta povera ragazza che è arrivata dalla Francia, che parlava solo francese, forse un po' di latino, e si trova a Torino, dove tutto il personale di Palazzo Reale cosa parlava? Parlava piemontese e lei non capiva niente, doveva parlare con quella che le pettinava, cioè perché poi insomma le principesse gli facevano tutti i servizi, non avevano ancora il bidet, ma insomma cercate di immaginare che tutta la servitù erano indigeni, qualcuno forse veniva dalle Langhe, ancora peggio, no? Che portava le trifule. E quindi si trovava in difficoltà per dialogare e quindi questo medico gli prepara la grammatica, gli dà gli elementi per poter esprimersi, per capire qualcosa, forse le ha anche fatto delle lezioni, no? Sono cose curiose, ma sono realtà. Ecco perché comunque la storia della letteratura piemontese, è più vecchia del Drapeau, perché la si fa iniziare appunto con quelle 22 prediche, i sermoni subalpini li hanno chiamati, in cui si vedono i primi germi del piemontese. Ma confrontando la letteratura piemontese con le altre letterature italiane, non c'è confronto. La letteratura piemontese ha una ricchezza tale, dalle poesie alla letteratura, ai racconti, ai romanzi, al teatro. Pensate che il teatro piemontese, che nasce a metà Ottocento,
con la Cichin al Muncalè, non con Monsutravet è venuto dopo. La prima commedia in piemontese ottocentesca è la Cichin al Muncalè, no? C'è anche già il nome che è tutto un programma. Era la Francesca da Rimini di Silvio Pellico tradotta in piemontese, Cichin al Muncalè. E comunque nel periodo che va dalla metà 800, 1859, ad arrivare ai primi del Novecento, si contano, sono documentati, ci sono i testi, più di 800 commedie in lingua piemontese, cioè non è una cosa da poco. E quindi con questa letteratura, con tutte queste documentazioni, c'è da rendersi conto che non sia proprio una lingua da buttare via subito, da dimenticare e non ne parliamo più. Cioè, io dico, fin quando riusciamo, parliamone. Ma perché? E qui torno e poi chiudo, a parte un piccolo break pubblicitario perché quello ci sta sempre bene, l'identità. Ecco, l'identità culturale a cosa serve? Che io abbia un'identità. Nel senso che io parlo in un certo modo, mangio in un certo modo, mi comporto in un certo modo, faccio i balli occitani piuttosto che il reggae o qualcos'altro. Ecco, che cosa mi serve praticamente? Mi serve per potermi confrontare con gli altri, perché noi viviamo qui, Bussolene è una realtà multietnica, multiregionale, c'è un caleidoscopio di nazionalità, di razze, eccetera. E tutte queste persone che arrivano da altre regioni, da altri paesi, da altri stati, hanno una loro identità. Se voi sentite, senza offesa, due marocchini che parlano assieme, parlano nella loro lingua e sono orgogliosi di parlarla. Perché noi non dobbiamo più parlare la nostra? Ma cosa ci serve parlare la nostra e loro parlano la sua? Perché se vogliamo confrontarci, noi abbiamo qualcosa che hanno anche loro, con i quali non si tratta di farsi la guerra, non si tratta di creare separazione, ma creare confronto. Il confronto culturale è la cosa che serve per vivere assieme. Io posso imparare come loro parlano, se voglia, se mi insegnano, posso imparare come fanno da mangiare. E adesso mangiamo il couscous, mangiamo il kebab, una volta non sapevo neanche non calera, mangiavo due purun bagnantlele e la somadai. E adesso mangiamo queste cose, siamo contenti di farlo. Ed è scambio culturale questo. Non è chissà cosa. E quindi questo avere un patrimonio nostro, una nostra identità, un valore, un qualcosa che ci portiamo dentro, non lo troviamo nel portafoglio, non lo troviamo nel telefonino, ma comunque è una cosa molto importante, perché questo ci permette di confrontarci con gli altri in modo pacifico, sul piano culturale, e questo ci allontana dai rischi di dire guarda chi è lì come che parla, guarda chi è lì come che veste, tenlo da una parte. No, se io mi metto a confronto, se io cerco di avvicinarmi sul piano culturale, sul piano identitario, non c'è più razzismo, ma c'è qualcosa di diverso, c'è un avvicinamento. Adesso non so se ho detto delle bestemmie, ma questo è il mio pensiero. Penso che non sia anticostituzionale. Concludo, anche se avrei ancora molto da dire, ma spero che insomma con l'amministrazione comunale che ci siano altre iniziative, altre occasioni in cui si potranno fare delle cose. Innanzitutto invito chi vuol venire all'Uni3, perché l'Uni3 è così, non è l'università della terza età dove vanno solo i vecchi, possono andare anche quelli meno vecchi, anche se travagliano un cura, saperlo per un de. Io faccio delle conversazioni, parlo anche un po' di grammatica, di scrittura, ma in modo leggero, no? A gocce, no? Ada, puoi dirlo che non sono troppo cattivo, no? Non più. Una volta magari, ma adesso non più. Quindi ecco, ci sono queste occasioni
di sapere qualcosa di più. Poi ecco, sempre visto che Chiara ne ha parlato nella mia presentazione, per dirvi come il piemontese non sia proprio, sì, un po' moribondo lo è, un po' malato lo è, ma proprio già agonizzante non ancora. Ecco, esiste questa pubblicazione che è un mensile tutto scritto completamente nelle lingue del Piemonte, quindi tutte le lingue del Piemonte, che modestamente, dato che gli indauti lo faccio me, ed è comunque una dimostrazione di come si possa produrre ogni mese 16 pagine, togliamo le illustrazioni, di cose per il 90% scritte nel nostro tempo contemporaneo. Non sono le cose del 1800, sì, magari una poesia, magari qualcosa c'è, perché magari è giusto metterla, parlando di qualche personaggio, facendo un discorso storico, ma sono realtà quotidiane, realtà attuali. E adesso, chiedendo scusa della mia prolissità, magari di avervi sconfiati un po', stufati, l'angolino pubblicitario, chiedo scusa ma i potenti mezzi non permettono le ballerine dietro, comunque vi comunico che in collaborazione con l'Uni3 di Bussoleno il 5 di novembre ci sarà non so come definirlo, uno spettacolo, una rappresentazione, un qualche cosa, ecco, diciamo un qualche cosa per ricordare la Grande Guerra, la prima guerra mondiale, e il 5 novembre casca giusto come data. Questa cosa sarà presentata nel salone consigliare, quindi ci sarà un po' di spazio, un po' di sedie su cui sedersi, e molto immodestamente quello che chiacchiererà sarà